Decio Terrana, parliamo di questa nomina del nuovo segretario dell'UDC dalla guida di Cesa ora a quella di Poli. Ecco, lei ha manifestato sentimenti di gratitudine e di fattiva politica nuova. Io ho apprezzato Lorenzo Cesa per il lavoro svolto e il senso di responsabilità che ha avuto, essendo il presidente nazionale della commissione NATO. Ha fatto una scelta di campo, soprattutto in questa fase storica dove si trova sempre all'estero, e dove c'è una richiesta forte di un partito di centro di abdicare, come così si può dire, all'amico Antonio De Poli, ed era giusto così perché Antonio è stato uno dei primi, Antonio è uno che sta sul pezzo, e io ci sto accanto, sto lavorando in tutta Italia, io con il mondo, con l'area cattolica, dove sto mettendo assieme tutti quelli che si rifanno alla dottrina sociale, perché il centro non è un fatto geografico, il centro è una questione politica e morale, e la dottrina sociale è fortemente morale perché mette al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità, la famiglia che oggi non è più considerata, ma soprattutto mette al centro i cittadini che oggi non si sentono più rappresentati da uno Stato, vedono uno Stato nemico. Oggi Antonio abbiamo parlato a lungo perché Cesa ha avuto quella sensibilità, non so per quale ragione, ma ritengo che ha valorizzato molto la mia persona e ne ha parlato per prima con me di questa scelta di campo. E io, scelta di campo che io ho difeso e che alla fine è passata all'unanimità alla direzione nazionale. Io sono il responsabile nazionale enti locali, Antonio è il segretario, ma Lorenzo Cesa resta come presidente del partito perché la sua esperienza è importante ed è necessaria perché è una grande guida. Ma oggi ritengo che Antonio De Poli saprà fare bene e sarà una sorpresa sia per gli alleati ma anche per gli italiani, perché saprà portare avanti quelle necessità e quei bisogni dei cittadini.